La prima acqua alta d'autunno a Venezia, 30 cm in piazza San Marco, il meteo prevede un netto miglioramento nella settimana. Grande successo della manifestazione per chiedere la restituzione dell'Arsenale, lettera Napolitano e annunciate nuove proteste. Multe anche ai clienti delle lucciole in via Piave, il comune annuncia un giro di vite contro la prostituzione nel centro di Mestre. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia, prima acqua alta d'autunno a Venezia, oggi alle 11:35 con la marea che ha raggiunto 1,5 m sopra il medio mare. In piazza San Marco l'acqua ha raggiunto circa 30 cm e ha allagato circa l'8% della città. Era un codice giallo, ossia un livello d'allarme piuttosto basso che non richiede nemmeno l'uso delle passerelle. Ad attenuare il fenomeno, che era stato previsto più grave, ha contribuito l'arrivo sul nord-est di una perturbazione atlantica meno pesante del previsto e l'attivazione del vento di scirocco solo in coda alla depressione. Intanto la neve ha imbiancato le cime delle Dolomiti, è nevicato sul passo Giau e sul Pordoi. Il peggio comunque sembra passato. Abbiamo intervistato al telefono un meteorologo del centro Trebbi Meteo, Edoardo Ferrara. Edoardo Ferrara, senta, oggi doveva arrivare il maltempo, ci aspettavamo qualcosa di così abbastanza drammatico, invece nulla di tutto questo, un po' di acqua alta, questo sì, a Venezia, la prima acqua alta sostenuta. Cosa dobbiamo attenderci nelle prossime ore? Buongiorno, innanzitutto sì, la perturbazione è un po' in ritardo in realtà, perché il grosso del maltempo sul Veneto è atteso tra il pomeriggio e la sera, però le precipitazioni più intense saranno a ridosso della fascia prealpina e pedemontana, mentre su Venezia ci attendiamo pioggia a tratti insistente ma spesso di debole intensità. L'acqua alta è dovuta appunto al ritorno dello scirocco che viene richiamato dalla perturbazione, ma a fine giornata, con l'attenuazione dello scirocco per ingresso di venti settentrionali, l'acqua alta tenderà lentamente a defluire e le piogge anche ad attenuarsi proprio nel corso della prossima notte. Ecco, senta, e nei prossimi giorni cosa dobbiamo attenderci? Martedì partirà ancora un po' imbronciato con nubi al mattino e qualche residua precipitazione, ma subentrerà un miglioramento nel corso della giornata da ovest, con schiarite via via prevalenti nel corso della giornata, e sarà il preludio ad una fase più stabile e soleggiata che interesserà il Veneto nel corso del resto della settimana, anche se comunque non escludiamo qualche nuvola o qualche velatura di passaggio. Attenzione, perché con il ritorno del bel tempo potranno ripresentarsi anche fuschi o banchi di nebbia nelle ore più fredde sulle pianure e anche sull'area intorno a Venezia. Ecco, le temperature però si sono abbassate, cioè quando si è detto che finalmente è arrivato ottobre, che la lunga estate è finita, c'era qualcosa di vero oppure dobbiamo attenderci delle temperature ancora alte? Le temperature si sono abbassate e si abbasseranno ulteriormente nelle prossime ore, con l'ingresso di aria più fredda che favorirà tra l'altro il ritorno della neve fin verso i 1500 metri, ma anche più in basso sull'Alto Adige. Tuttavia, con il ritorno del bel tempo e soprattutto da mercoledì, il clima si farà nuovamente molto mite nelle ore diurne e soprattutto in montagna, mentre comunque ormai, data la stagione autunnale inoltrata, nelle ore notturne farà comunque ancora piuttosto fresco. Ecco, è la prima volta che noi ci mettiamo in contatto con il vostro centro, e solitamente ci rivolgevamo a dei meteorologi qui nel Veneto. Il vostro centro si occupa delle previsioni su tutta Italia, giusto? Sì, noi ci occupiamo di meteo nazionale, però con dettagli specifici per regione per regione. E intanto Venezia, reduce dalla manifestazione di domenica, prepara altre iniziative per scongiurare il passaggio nelle mani dello Stato dell'area nord dell'Arsenale. I dettagli nel servizio. Non si ferma la battaglia dei veneziani per riprendersi l'Arsenale dopo la manifestazione di domenica. Il sindaco Giorgio Orsoni ha capeggiato la protesta delle associazioni cittadine sulla Serenissima, la barca che apre il corteo della regata storica, assieme ad assessori e consiglieri, mostrando una città compatta contro quello che ormai a Venezia viene chiamato lo scippo. Le associazioni hanno firmato un pubblico appello al Presidente della Repubblica affinché non firmi il disegno di legge che annulla il passaggio dallo Stato al Comune di Venezia di gran parte dell'area nord dell'Arsenale, area dei bacini e delle Tese. E venerdì il sindaco Giorgio Orsoni ha lanciato un appello ai parlamentari affinché non approvino la proposta di legge.
Siamo assolutamente determinati a sollecitare la politica a prendersi carico di questo problema, un problema che evidentemente a livello dei tecnici non è stato sufficientemente valutato e apprezzato. Credo che in questo caso in particolare la politica debba riprendere in mano le redini della questione. A Venezia si parla di un sopruso che delegittima il comune e priva la città del più importante fattore di rilancio economico e culturale del centro storico. Per Orsoni si tratta di un danno all'immagine di Venezia e del paese. Venezia è un patrimonio dell'umanità e Venezia è sotto gli occhi, sotto i riflettori del mondo intero. Penso che delle mosse sbagliate nei confronti di Venezia possano danneggiare l'immagine stessa di tutta la nazione. Non tutti però condividono questa posizione. Il consigliere provinciale municipale di Venezia, Pietro Bortoluzzi, del PDL, non ha partecipato alla manifestazione e ha ridimensionato lo scippo. Non è vero che tutto l'arsenale torna allo Stato, ha detto, come non è mai stato vero che tutto l'arsenale sarebbe andato al comune, perché a gestire l'antico cantiere navale sarebbe stata e sarà una società arsenale. Nel frattempo il consigliere comunale Beppe Caccia, il volto istituzionale dei centri sociali, capogruppo dei Verdi, ha dichiarato guerra al presidente del magistrato alle acque, Ciriaco D'Alessio, che ha spiegato alla città che lo Stato può investire soltanto su beni demaniali, ossia di sua proprietà e non su beni comunali. Il governo dovrà 80 milioni di euro per la creazione del cantiere di manutenzione del Mose. Sentiamo il durissimo attacco di Beppe. Siamo di fronte a un nodo irrisolto da anni che deve trovare adesso una sua soluzione in un modo o nell'altro. Il nodo è la risposta a una questione molto semplice: chi governa la città di Venezia? Se le istituzioni democraticamente elette, attraverso anche la partecipazione dei cittadini, oppure potenti lobby politico-affaristiche che rispondono soltanto agli interessi privati di grandi gruppi imprenditoriali e si sottraggono a qualsiasi controllo e a qualsiasi verifica democratica. Questa è la domanda a cui bisogna rispondere in questa vicenda che riguarda il destino dell'Arsenale, perché c'è stato un colpo di mano che ha stravolto l'impostazione legislativa che assegnava al Comune di Venezia la proprietà dell'intero compendio dell'antico Arsenale. Questo colpo di mano nasce da un intervento del magistrato alle acque di Venezia. Il magistrato alle acque dovrebbe essere il braccio operativo del Ministero delle Infrastrutture per gli interventi sulla salvaguardia. In realtà è nient'altro che uno strumento al servizio del Consorzio Venezia Nuova, cioè di quel consorzio di imprese private che gestisce come concessionario unico, quindi come monopolista privato di una funzione pubblica, tutti gli interventi per la salvaguardia fisica della città. Il magistrato alle acque è un signore che si chiama Ciriaco D'Alessio, già noto abbondantemente alle cronache giudiziarie per gravi episodi di corruzione negli anni di Tangentopoli, ed è il personaggio che a nome e per conto del Consorzio Venezia Nuova è intervenuto sul Ministero delle Infrastrutture per far inserire nell'ultimo decreto innovazione del ministro Passera quel cavillo che consente di strappare alla città di Venezia l'Arsenale e di riconsegnarlo invece alle mire speculative dello stesso Consorzio Venezia Nuova. È per questo che intorno a questa vicenda si decideranno davvero i destini di questa città e la qualità della democrazia in questa città. Multe ai clienti delle lucciole in via Piave e in via Trento a Mestre. Il direttore generale del Comune di Venezia annuncia un giro di vite per togliere il mercato del sesso dal centro della città entro l'anno. Giro di vite contro la prostituzione in via Piave. Sembrava che il mercato del sesso si fosse definitivamente spostato a Marghera e in via Fratelli Bandiera sul Terraglio, ma il centro di Mestre è tornato a riempirsi di lucciole e ora il Comune di Venezia sta meditando di estendere l'ordinanza multa clienti emessa nel 2009 anche in zona stazione. Secondo Marco Agostini, il direttore generale del Comune di Venezia, le sanzioni scatteranno entro fine anno. In queste settimane sono 6 le prostitute che si vendono a Mestre e
e una quarantina che lavora a Marghera. Il vice sindaco Sandro Simeonato, responsabile delle politiche sociali, nutre però alcuni dubbi. Una volta inserita anche via Piave e via Trento nell'ordinanza, sarà necessario presidiare l'area e non sarà facile data la carenza degli organici, ha detto Simeonato. La scorsa settimana la squadra mobile veneziana ha portato in carcere 2 sfruttatori dell'est europeo che gestivano un giro di 15 lucciole, assestando un duro colpo al mercato del sesso in città e riscuotendo il plauso degli amministratori. Ma ha aggiunto Simeonato, la prostituzione è un fenomeno che muta continuamente. Un tempo veniva esercitata principalmente in strada, oggi anche nelle case. Sul marciapiede si offrono le comunitarie, che non possono essere espulse, ungheresi e bulgare. In via Trento ci sono le cinesi, ma senza personale non si può combatterle. Secondo Simeonato serve garantire libertà alle donne che scelgono questo mestiere. Si toglierebbe il sesso dalle strade. E ora diamo uno sguardo all'area metropolitana. Iniziamo dalla provincia di Venezia, dove la crisi sta facendo cambiare tante abitudini e la politica deve adeguarsi. Per risparmiare si potrebbero fare i consigli comunali di sabato mattina. Forse anche Caorle seguirà l'esempio di Musile di Piave, dove già si fa così, risparmiando in questo modo i rimborsi dei consiglieri per le assenze dal lavoro. Il consiglio comunale di sabato consentirebbe inoltre una maggior partecipazione da parte dei cittadini. Murales al posto di scritte e imbrattamenti. La giunta di Marcon ha approvato un progetto riguardante la realizzazione di alcuni murales, uno a tema libero sui muri del sottopasso nei pressi dell'ex stazione di Gaggio, un altro sul tema dello sport sarà invece dipinto in un secondo momento sui muri del palazzetto dello sport. Torna l'incubo aviaria e Mirano fa a meno delle oche. Nel mese di novembre, in osservanza di un'ordinanza regionale, la città dovrà rinunciare al Palio di Luneo, mentre il celebre zogo dell'oca la domenica successiva si farà ma senza la presenza dei simpatici pennuti. Speriamo che le oche spariscano anche dalle tavole delle trattorie. Ci spostiamo ora nella Marca trevigiana per parlare di lavori creativi ma anche di incidenti e infortuni. Sentiamo. Meno incidenti sul lavoro in provincia di Treviso in tutti i settori produttivi, tranne che in agricoltura, dove è frequente il ribaltamento dei trattori. I dati diffusi a Susegana in occasione della 62esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro parlano di 20.000 incidenti nel 2010, passati a 18.000 nel 2011. Uffici low cost anticrisi. Parte da Mogliano la sfida di 3 giovani imprenditori under 30. Si chiama coworking ed è un'esperienza molto praticata in altri paesi. Consiste nel condividere uno spazio di lavoro in comune, cosa assai fattibile per le nuove professionalità, dove bastano un computer, una scrivania e una connessione veloce. L'alto rischio sismico preoccupa gli abitanti del Montello. Dalle rilevazioni effettuate risulta una media di 300 scosse all'anno di magnitudo inferiore ad 1 e dunque non avvertite dalla popolazione. Ma intanto la terra si solleva di 0,5 mm all'anno. Se ne discuterà in un incontro pubblico giovedì sera all'Auditorium Comunale di Volpago. E ci spostiamo a Padova. L'operato della polizia è stato assolutamente conforme alle disposizioni di legge in merito alla vicenda del bimbo di Cittadella. Ad affermarlo sono i parlamentari come il senatore Paolo Giarretta del PD, i deputati Giustina Destro del PLI e Alessandro Naccarato del PD e Antonio De Poli dell'UDC, che hanno incontrato oggi nella questura di Padova gli agenti che nei giorni scorsi avevano appunto prelevato il ragazzo a scuola. Restiamo dunque nel Padovano, dove si continuano a trovare bombe inesplose che tengono tutti col fiato sospeso. Sentiamo. 2 bombe d'artiglieria sono venute alla luce arando un campo vicino all'abbazia di Praglia. I residuati bellici, 8 cm di diametro e 39 di lunghezza, sono perfettamente funzionanti. Il rischio di esplosione è alto e visto che già in passato sono avvenuti ritrovamenti simili, i residenti chiedono l'intervento dell'esercito per bonificare la zona.
Niente gabinetti esterni, i tecnici comunali hanno trovato il modo di ricavarli internamente. Parliamo del borgo rurale di Vigonza, in procinto di essere ristrutturato per ricavarne appartamentini e botteghe. Un sollievo dunque per gli estimatori dell'architetto futurista Quirino De Giorgio, che temevano la deturpazione del famoso borgo. Negozi chiusi la domenica, ma aperti con orario continuato tutti i martedì e venerdì fino a fine novembre. Saonara diventa così protagonista del progetto pilota A Saonara più tempo al tuo shopping, lanciato da Ascom Confcommercio in collaborazione col Comune. L'esperimento coinvolge per ora 33 negozi di Saonara, segnalati da una vetrofania. Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Tempo in rapido miglioramento con ampie schiarite. Martedì 16 ottobre, inizialmente molto nuvoloso o coperto con residue precipitazioni. Poi il cielo si apre e torna al sereno. Minime in salita, massime in lieve calo. Mare mosso in attenuazione. Mercoledì 17 ottobre. Foschie notturne in successivo sollevamento. Il cielo resta coperto ma non piove. Minime in diminuzione, massime in aumento. Mare calmo o poco mosso. Giovedì 18 ottobre, foschie notturne, poi nuvolosità irregolare ma innocua, alternata ad ampie schiarite, valori in rialzo compresi fra i 15 e i 20 gradi. Venerdì 19 ottobre, banchi di nebbia al mattino, in seguito sereno o poco nuvoloso, temperature stazionarie. La marea di martedì 16 ottobre è sostenuta, la massima alle 11.35 1,5 m, la minima alle 18.10 meno 5 cm. Salutiamo i 500.000 amici che ogni giorno seguono il nostro TG, vi diamo appuntamento alle edizioni delle 6.30, 7.30 e per l'informazione serale 19, 20.30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia.